Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Sono fuggite da Kharkiv, ma appena sentivano le bombe si gettavano a terra con la paura di morire. Alessia e Thaisa sono due sorelle ucraine che sono riuscite a salvarsi grazie alla sorella maggiore residente a Premariacco. Sognano di tornare in Ucraina, ma sono disposte anche a imparare un nuovo lavoro ed essere utili per la comunità. Hanno viaggiato con la paura di non riuscire a schivare i bombardamenti, gettandosi a terra ad ogni boato. Sono due sorelle, Alessia, 33 anni, parrucchiera, e Thaisa, 26, decoratrice, entrambe di Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina per dimensioni e numero di abitanti dopo Kiev. Con loro due gatti e un cane. Destinazione Romania. Lì ad attenderle Eugenia, la sorella più grande, residente a Premariacco, che è riuscita a salvarle in tempo da una guerra che loro stesse non immaginavano potesse arrivare. Io mi sono spaventata tantissimo perché mi sono svegliata, ho visto i messaggi che la guerra è iniziata, nessuno non credeva che succederà. E sì, il viaggio era lungo, loro si sono spostati con il treno verso la Romania. E il viaggio com'è stato? La strada era molto pesante perché a Kharkov non è che sono riusciti a prendere subito il treno, sono stati alla stazione dalla mattina fino alla sera e tante volte fin quando aspettavano il treno e fin quando sono riusciti a prenderlo dovevano buttarsi a terra perché bombardavano vicino, era molto pericoloso lì. Erano i momenti che abbiamo pensato che la morte è molto più vicino di quello che sembra. Ma a Premariacco è arrivata anche una bimba con una mamma dall'Ucraina e domani la piccola sarà inserita all'asilo comunale. L'iniziativa del sindaco Michele De Sabata, che con la sua comunità ha spedito ben circa 10.000 euro di medicinali al confine. Abbiamo scoperto di questa famiglia grazie a una famiglia che abitava già qua a Premariacco. Da lì in poi ci siamo mossi su questa emergenza. Abbiamo deciso la settimana scorsa di iniziare una grandissima colletta sia alimentare sia di farmaci. Acquistato quasi 10.000 euro di farmaci di prima medicazioni da mandare proprio in confine, nella zona di guerra. E adesso abbiamo questa prima esperienza che penso non si fermi qua. C'è anche un'altra famiglia che è arrivata una signora con una bambina di 5 anni. Lunedì, grazie al distretto scolastico dove Premariacco ne fa parte, abbiamo parlato con la direttrice già da lunedì. Questa bambina sarà in asilo. E proprio in merito a questo c'è forse anche una possibilità, un'apertura lavorativa nei confronti della signora che è qua a Premariacco, perché servono queste persone che sappiano parlare la lingua, i mediatori culturali cosiddetti, e quindi siamo contenti e siamo felici che forse c'è anche questa opportunità che viene data a chi sa l'ucraino e chi sa l'italiano. Abbiamo bisogno anche di loro perché arriveranno in tanti e tante scuole avranno proprio bisogno di queste figure. In Ucraina per recuperare la fidanzata da Gorizia, Francesco Lipari, palermitano iscritto all'Università di Gorizia, ha viaggiato per centinaia di chilometri per recuperare la sua fidanzata. È partito da Gorizia in auto per andare ad aiutare la sua ragazza ucraina. Francesco Lipari, studente del corso di laurea in diplomazia e cooperazione internazionale dell'Università di Trieste, non ci ha pensato due volte prima di fare centinaia di chilometri fino alla frontiera tra Romania e Ucraina. Qui, dopo giorni di attesa, è finalmente riuscito a portare pochi giorni fa, in riva all'Isonzo, la sua dolce metà insieme alla sua famiglia al sicuro dalla guerra. Sono arrivato qualche giorno fa al confine romeno, adesso come vedete sono tornato qui a Gorizia. Il motivo per cui sono andato in Romania è stato per prendere la mia ragazza Ilona insieme a tutta la sua famiglia. È stato un viaggio lungo e diciamo poi siamo riusciti anche a riscostarle qui a Gorizia. Le quantità di macchine con la targa ucraina erano tantissime. Infatti adesso si parla di almeno 2,5 milioni di profughi qui in Europa. Quando Francesco mi ha detto che stava partendo dal confine con la Slovenia, ero furiosa perché non sapevo se avrei potuto lasciare il paese, né se potevo portare con me la mia famiglia. È stato psicologicamente complicato, gli dicevo ogni giorno di tornare indietro, che non è un gioco, né che volevo che facesse l'eroe. Lui non mi ha mai ascoltato però, e alla fine, quando ci siamo rincontrati, è stato bellissimo.
Noi tuteliamo i deboli facendo attenzione che qualcuno non se ne approfitti. L'Allert, a rientro da una spedizione di beni di prima necessità al confine fra Slovacchia e Ucraina, viene lanciato dal pastore della Chiesa Evangelica di Udine, Maurizio Longo. Sono partito mercoledì, sono rientrato venerdì pomeriggio, sono stato là come pioniere per vedere un attimino la situazione, perché volevo constatare con i miei occhi quello che sta vivendo, ecco, questa popolazione. Abbiamo fatto partire il primo carico dal Cittafiera, dove abbiamo portato mezzo tir di alimenti, derrate alimentari, vestiario e qualche farmaco. La prossima settimana porteremo ancora un altro tir di merce, perché vogliamo, ecco, aiutare queste persone. È una cosa che ho visto, sono andato là per vedere effettivamente il bisogno che c'è. E di essere sincero, sì, ho visto che hanno bisogno di mangiare, hanno bisogno, ecco, di assistenza, ma il primo bisogno comunque che queste persone hanno è quello di sentirsi protetti. Da questo microfono vuoi lanciare una sorta di alert? Sì, occhio ovviamente alle persone che ne approfittano. Noi ovviamente stiamo agendo con tanta prudenza, perché vogliamo onorare le persone che hanno donato, per evitare che comunque si faccia uno spreco e che non ci sia, ecco, una sorta anche là di mafia, dove le persone, abbiamo sentito dire che qualcuno si vende pure gli alimenti. Però vogliamo, ecco, proteggere la classe più debole. Ecco, possiamo dire cosa avete portato in Ucraina? Noi abbiamo portato alimenti per bambini, alimenti per adulti, abbiamo portato anche qualche pallet di vestiario, come dicevo, qualche scatola di medicine, un po' alimenti derrate alimentari di prima necessità. Ed ora le ripercussioni economiche della guerra nel nostro territorio, come per la ditta Tonuti Tecniche Grafiche di Fagagna, leader a livello nazionale nella produzione di etichette, sta facendo i conti con l'aumento stellare, oltre il 100% delle bollette. Che cosa manca? Diamo qualche numero. Manca, diciamo che non manca, nel senso che sono la lentezza in cui arrivano le materie prime e il costo della gestione di uno stabilimento. Il nostro poi è fortemente energivoro, perché le macchine, le attrezzature che abbiamo, le rotative e tutte le macchine che abbiamo per produrre sono macchine che richiedono dei consumi energetici e di metano molto alti. Ovviamente questi sono aumentati del 150%, cioè stiamo parlando di una cosa che non è assolutamente in un ordine di normalità o di potenzialità di poter essere recuperata anche con dei semplici, chiamiamoli semplici, aumenti riversati sul nostro cliente. Quindi sì, parliamo di cose veramente gravi. Qui si sta parlando di una situazione, di una criticità che ci porta a lavorare con visibilità cortissima. I vostri fornitori sono le cartiere anche? Sì, i nostri fornitori, diciamo, sono secondariamente, nel senso che noi ci riforniamo da diciamo, produttori non di carta ma adesivizzatori. Riuscite a evadere gli ordini? Li evadiamo gli ordini, per ora fortunatamente siamo sempre riusciti, non ci siamo mai fermati. Chiaramente li vengono evasi con un ritardo diciamo anche importante, non eravamo abituati, diciamo, a queste tempistiche. Andiamo a vedere i dati dei contagi. Nella giornata odierna 546 nuove positività su 5.586 tra tamponi molecolari e test rapidi antigenici. Rimane stabile il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, 8, mentre i pazienti ricoverati in altri reparti calano da 142 a 138. Si registrano i decessi di 3 persone di età compresa tra gli 86 e i 92 anni. Nel sistema sanitario regionale sono state rilevate 23 positività. Nelle residenze per anziani si registra il contagio di 3 operatori. E siamo alla cronaca. Una giovane 26enne di Trieste è stata soccorsa in Val Rosandra dalle squadre del soccorso alpino della stazione di Trieste. Secondo una ricostruzione, mentre si stava arrampicando da prima di cordata sulle falesi, la giovane è caduta e impattato con un arto al suolo, sebbene trattenuta dalla corda, procurandosi un forte trauma. I soccorritori, 6 tecnici, tra cui 2 infermieri, hanno raggiunto il sentiero alla base della parete e da qui hanno bloccato l'arto della donna con una ferula e l'hanno imbarellata, calandola poi con le corde per 100 metri fino alla strada che conduce a Bottazzo. I 2 hanno scelto poi di recarsi autonomamente al pronto soccorso.
E il vicegovernatore della Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, con delega alla protezione civile, ha autorizzato la realizzazione di un intervento urgente nel comune di Tolmezzo a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la strada comunale Tolmezzo-Illeggio a seguito di uno smottamento che ha coinvolto la careggiata stradale. Per la rimessa in sicurezza dell'arteria è stata prenotata la spesa complessiva di 100.000 euro. Andiamo a Udine, dove oggi una vasta zona è stata ripulita dai rifiuti gettati a terra o tra i campi dai soliti ignoti incivili. Prosegue nel capoluogo friulano l'opera dei volontari di Ripuliamoci Challenge, coordinati da Valentina Martinis. La nuova tappa dell'iniziativa dedicata ai quartieri della città, in sinergia con Comune Net, ha visto oggi 43 cittadini raccogliere plastica, carta, vetro, alluminio e secco tra Cussignaco, Paparotti e Sant'Ulderico. Circa 3.000 litri di materiale raccolto, poi differenziato con diligenza in 49 sacchi con dominio da 70 litri l'uno. A supportare l'iniziativa anche una decina di penne nere della sezione ANA Udine Sud, che hanno presidiato i 3 punti di ritrovo e riconsegna. Ed ora andiamo a Tarvisio. Sono i Wallaby di Cerneo di Nimis, i vincitori dell'edizione 2022 della Crazy Bob, andata in scena oggi sulle nevi di Tarvisio davanti a un incredibile pubblico che ha sostenuto tutti i partecipanti tra divertimento, creatività e ingegno. A Tarvisio grandissimo successo per la corsa di bob e slitte autocostruite che ha richiamato spettatori da tutto il nord-est, da Austria e Slovenia. A vincere la Crazy Bob 2022 Hazard, la squadra composta da Daniel Floreani, Massimo Brazzalotto, Patrick Orlando, Fabrizio Mattiuzza e Loris Orlando, che hanno messo in scena la storica serie TV. Durante la mattinata si sono viste vere e proprie opere di ingegno avanguardistico, dalle siringhe anti-Covid, dalle luci strobo delle discoteche, da bar e viaggianti e dinosauri sugli sci, passando per pedalò, ambulanze, treni, chioschi, riproduzioni di cartoni animati. Il premio della critica è stato vinto dai Transformers di Nimis, geniali nel costruire delle mini slitte a tema riproducendo auto, elicotteri e carri armati. I più veloci invece sono stati 2 anni fa Era più bello di Forno di Sopra e Fiumicello, seguiti dai Pitasosa di Fossassa di Portoguaro e dai Slittasauri di Udine. Miglior tempo medio è stato messo a segno dai Planex Express di Pordenone. I più lenti sono stati Team Ballo di Tarcento. I più simpatici, decretati dalla giuria, sono stati le comiche Bob di Sastino di Livenza. Sono stati più di 2.500 gli atleti che hanno partecipato nel weekend ai campionati italiani di corsa campestre. Ad aggiudicarsi il titolo italiano sono stati Nadia Battocletti, che ha piegato anche le atlete africane che gareggiavano per il campionato di società, ed Elias Ayuani. La vittoria complessiva maschile è andata all'ugandese Oscar Chelimo. Nel cross corto si sono laureati i campioni italiani assoluti, il sepista azzurro alla Zoglami e la tricolore indoor dei 3000 Ludovica Cavalli. Siamo in chiusura, grazie per l'attenzione e buona serata con i programmi di Telefriuli. Arrivederci.